Una truffa che ha visto vittime 24 tra titolari di aziende ed esercizi commerciali del Coneglianese e dell'Opitergino, e che è molto singolare perché prevedeva l'inserzione fasulla all'interno di un volantino che veniva distribuito per una sagra, per una mostra dei vini a Valsola. L'attività che è stata compiuta ha permesso di identificare questi due soggetti che, con la promessa di farsi accreditare appunto 100, 200, anche 500 euro per inserzione pubblicitaria con relativa locandina, di fatto hanno tratto in inganno gli esercenti della zona. Soprattutto diciamo ai commercianti e ai titolari di aziende di verificare la fondatezza di un'inserzione pubblicitaria contattando direttamente l'organizzatore e soprattutto, in caso di truffa come in questo caso, di rivolgersi ai carabinieri e sporgere formale denuncia a querela. In effetti i due sono stati già deferiti all'autorità giudiziaria e denunciati per truffa continuata in concorso. Circa 2.000 euro, già la stazione dei carabinieri di Codogné ha raccolto numerosissime denunce, altri lo faranno nei prossimi giorni, ma soprattutto la possibilità di costituirsi anche parte civile e ottenere risarcimento del danno, perché qui c'è anche un danno all'immagine dell'ente che ha organizzato la sagra e la mostra in particolare. La loro tecnica era molto singolare, loro fanno delle verifiche su internet, vedono quali sono le manifestazioni che ci sono in zona, poi vanno nel territorio partendo dalla provincia di Padova e arrivano in zona e contattano i commercianti e i titolari di azienda per promuovere queste inserzioni che loro asseritamente poi avrebbero inserito appunto all'interno di questo volantino mai distribuito tra la popolazione.